Enrico Mariotti, la terza vittoria su tre per il suo Scandiano questa sera a Eboli. Come giudica la prestazione dei suoi ragazzi? Buono, è stata una partita sicuramente difficile contro una squadra complicata, una squadra di qualità che ha organizzazione. Siamo andati 2-0 in vantaggio e diciamo che nel primo tempo abbiamo fatto fatica un po' a trovare il nostro ritmo, poi abbiamo avuto dei contropiedi sul 2-0 per avere più vantaggio, invece lì non siamo stati incisivi. Poi c'è stato l'episodio del 2-1, comunque la punizione diretta, e il secondo tempo credo che abbiamo iniziato molto bene e non abbiamo trovato il gol che ci poteva dare più tranquillità, poi siamo andati un po' nel disordine e sul 4 contro 3, diciamo, poi quando abbiamo fatto il 3-1 abbiamo avuto la tranquillità di gestire la partita, di fare il nostro gioco e ampliare il vantaggio e portare la partita a casa. Grazie, grazie A mille. te. Ciao.